Buonasera a tutti e bentornati nei nostri studi. Lo avete visto dal titolo, Chiavari fa rumore. Abbiamo scherzato su questo termine perché il tema di questa sera sono le barriere antirumore, ossia il progetto di ferrovie per la mitigazione acustica della linea ferroviaria nella tratta Genova-Pisa e che coinvolge il comune di Chiavari. Lo avete sentito, ne abbiamo parlato anche noi in questi giorni, c'è stata una grande sollevazione, soprattutto popolare, da parte dei cittadini, dei residenti di Chiavari che a gran voce dicono noi questo progetto non lo vogliamo. Ne parliamo oggi e siamo sul pezzo, possiamo dire così, perché è stata una giornata a livello istituzionale molto importante. Il Comune ha incontrato i referenti del progetto dal punto di vista locale per Rete Ferroviaria Italiana, poi ci sono state le commissioni consigliari sul tema, il Consiglio Comunale che è ancora in corso e quindi è l'occasione giusta per parlare. Io presento gli ospiti che sono in studio con me questa sera per affrontare questa tematica che, se vogliamo, è anche molto complessa e delicata, e saluto Alessia Gazzo, buonasera. Buonasera. Benvenuta ai nostri studi, avvocato dell'associazione Onda Ligure. E abbiamo Sandro Garibaldi, consigliere regionale della Lega, buonasera. Buonasera. Benvenuta anche a lei, e Barbara Possagnolo, buonasera. Buonasera. Che è una cittadina di Chiavari interessata e coinvolta dal progetto eventuale delle barriere sulla ferrovia e anche membro del comitato No alle barriere fonoassorbenti. Questa sera siamo anche collegati con il Comune di Chiavari, dove è in corso il Consiglio Comunale, si è svolta una prima parte proprio dedicata alle barriere. Allora, per un primo saluto passo subito la linea al municipio dove c'è Andrea Capitani. A te, Andrea. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Prendiamo la linea dal Consiglio Comunale di Chiavari, da Palazzo Bianco. I lavori del Consiglio sono ancora in corso, ma diciamo che il primo punto, quello per cui è stato convocato in maniera straordinaria il Consiglio Comunale questa sera, è già stato affrontato, discusso, dibattuto, acceso. Siamo con Davide Grillo, che è il portavoce del promotore del comitato No Barriere. Abbiamo anche un ospite in studio. Diciamo che il clima adesso è un po' più sereno, tranquillo, un ordine del giorno approvato solo dalla maggioranza che si dice contraria. Intanto una battuta al volo, Grillo, c'era bisogno di unità, forse non c'è stata così tanto, ma ufficialmente il Comune è contrario all'opera. Sì, ovviamente siamo tutti contrari, a partire dal Comune, comitati, parlamentari, consiglieri regionali. Diciamo che tutti stiamo remando dalla stessa parte. Poteva essere fatto di più. C'è una raccolta firme che mi aspettavo che venisse appoggiata anche dal Consiglio Comunale, invece il Consiglio Comunale ha deciso di portare avanti una loro raccolta firme separata, nonostante ci sia stata anche la richiesta da parte dei consiglieri Bettoli e Bertani di continuare a dare continuità alla nostra raccolta firme, che avrebbe forse avuto più potenza. Però va bene. Quindi chi ha già firmato potrebbe rifarlo, quindi forse anche per ampliare la platea? Sì, si rischia di creare confusione. Secondo me la firma deve essere univoca, quindi chi ha già firmato non so se possa firmare due volte, però comunque tanto si cercherà di capire, ma più siamo meglio è. Comunque stiamo remando tutti dalla stessa parte, questo è un segnale forte del territorio comunque. Ecco, vedete alle nostre spalle anche il aderente a questo comitato, c'è una chat WhatsApp, sta organizzando, sta cercando di dare compattezza a questo fronte di contrarietà nei confronti di quest'opera. Un comitato che cresce comunque, che porta avanti tante iniziative. È un comitato che continua a crescere, siamo oltre le 2000 firme, quindi parliamo di 2300-2400 firme, continuiamo ad avere gente che si aggiunge al gruppo WhatsApp, molte condivisioni dalla pagina Facebook, e quindi sicuramente i cittadini sono attivi, ecco, stanno lavorando anche per raggiungere tutti insieme un obiettivo. Bene Maurizio, per il momento ti restituirei la linea, i lavori del Consiglio stanno andando avanti, ci sono un sacco di interrogazioni, di interpellanze, vedremo se finirà nel corso di questa nostra diretta. Per il momento a te la linea. Bene, grazie Andrea, riprendiamo da studio. Dicevamo sì, 3 emendamenti al primo ordine del giorno, è stato approvato solamente quello di Silvia Garibaldi che chiede una comunicazione maggiore su questa situazione anche nell'iter che riguarderà le prossime settimane, i prossimi mesi, con un coinvolgimento dei capigruppi consigliari. Invece sono state bocciate le richieste di portare anche delle alternative da parte del Comune, bocciata anche la richiesta, come avete parlato poc'anzi, di
unire insomma, la raccolta firme. Era presente in Consiglio Comunale la signora Barbara, allora le posso chiedere anche a lei insomma, un po' come è stato il clima, insomma era importante questo Consiglio per dare un primo punto, no, alle istituzioni, secondo lei? Diciamo che il clima era bello peperino, acceso, però secondo me ci sta anche perché alla fine è un argomento che infuoca tutti noi cittadini di Chiavari, perché assolutamente è chiaro, questo a tutti, che Chiavari non vuole queste barriere, questo è emerso dal principio. E il fatto che come comitato, che veramente è nato super spontaneo, ci tengo a dirlo perché c'erano dei cittadini che andavano a bussare alle porte dei vicini di casa per dirgli guarda sai di questa cosa, cioè c'è stato proprio un porta a porta, door to door, prima ancora che iniziasse un'organizzazione diciamo tra le virgolette più professionale. E dunque ritengo che c'era proprio una volontà contraria a questa opera, per cui ci sta che poi gli animi si infiammino, ecco, io penso. Comunque fiducia, mi sembra di capire, da parte del sindaco e dell'amministrazione sul fatto che il progetto perlomeno venga sospeso. Ora noi speriamo di averlo in diretta, vediamo se il Consiglio Comunale terminerà nel nostro orario, ma andiamo ad ascoltare proprio un passaggio breve, un minutino, perché lo abbiamo sentito, Federico Messuti, al termine delle commissioni che erano appunto in corso nel pomeriggio. Allora andiamo ad ascoltare quello che ci ha detto dell'incontro avvenuto nel pomeriggio con Rete Ferroviaria Italiana, poi ci ritroviamo qui. Sono estremamente fiducioso che questo scellerato progetto possa essere bloccato. Oggi abbiamo incontrato i vertici delle ferrovie, ai quali abbiamo manifestato la nostra totale contrarietà, poi formalmente c'è ancora tempo per manifestarla, ma questo abbiamo anticipato quale sarà la nostra idea. Conseguentemente è altamente probabile che la conferenza dei servizi che dovrebbe essere convocata nel mese di febbraio, terrà in considerazione delle osservazioni negative effettuate dalla nostra amministrazione e blocchi il progetto. Questo grazie anche alla sollevazione popolare dei comitati, di tutta la raccolta firme, della nostra azione per quanto riguarda le osservazioni, il nostro impegno politico. Tutta la città di Chiavari ha espresso un'unanime contrarietà a questo progetto e uniti possiamo dire che ci sono ottime possibilità per bloccare questo scellerato progetto. Rieccoci in studio. Prima di questo incontro, nella preoccupazione generale, mentre si raccoglievano le firme di cui abbiamo parlato, c'è stato un incontro a Roma, di cui è stato protagonista Sandro Garibaldi, che abbiamo invitato anche perché ci racconti appunto come è avvenuto insomma, questo incontro, che dialogo c'è stato, perché da quel momento appunto è emersa la possibilità di una sospensione di questo progetto, ecco questo in sintesi. Ecco, se ci vuoi raccontare. Certo, no, io ero a Roma per anche altri motivi, ero al Ministero delle Infrastrutture e chiaramente in quel frangente tramite il vice ministro Rixi ho incontrato l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane Ferraris, il responsabile amministratore delegato Lebrutto, che è di Ferrovie e Servizi, e il dirigente degli orefici, che sono i tre vertici che gestiscono Ferrovie. Quindi un faccia a faccia e da lì che cosa ha percepito? Nel quale chiaramente ho espresso da chiavarese, prima che da Consiglio regionale, le preoccupazioni di tutti i cittadini di Chiavari e non solo di Chiavari, perché poi è chiaro che questo progetto prevedeva anche tanti altri comuni liguri, e quindi la preoccupazione poi sarebbe diventata molto più grande di quella di solo Chiavari. E immediatamente devo dire che gli amministratori di Ferrovie sono stati gentilissimi, hanno capito la situazione, si sono resi disponibili immediatamente a sospendere il progetto e con la cosa di rivederci tra una decina, quindicina di giorni, tant'è che ci rivedremo il 31 alle ore 15 sempre al Ministero, e nel frattempo loro tramite i loro tecnici cercavano di trovare una soluzione che potrebbe, ne abbiamo anche prospettate alcune, potrebbe essere un nuovo incarico per uno studio alternativo che non preveda barriere ma altri sistemi per abbassare l'inquinamento acustico, addirittura si potrebbe arrivare al fatto di dare un contributo a chi vuole sostituire i serramenti per avere dei vetri doppi, quindi con un maggiore, certo. minore impatto ambientale e acustico, quindi diciamo che le soluzioni si possono trovare tranquillamente, c'è piena disponibilità, l'unica cosa che forse, questo lo dico io, si poteva evitare tutto questo se ci si fosse mossi un pochino prima, ma l'importante è arrivare al risultato. Certo. Quindi io mi auguro e sono convinto che ce la facciamo ed evitiamo questo scempio per Chiavari e anche per le altre città liguri.
Ora, chiaramente questo punto ha un po' sorpreso, no, nella situazione che si era un po' creata. Allora, non so se avvocato, se possiamo spiegare dal punto di vista proprio dei termini com'è la situazione legata proprio a questo progetto. Insomma, Ferrovie ha degli obblighi per realizzare questo piano, però a sua volta sembra, come dice il consigliere, cercare, no, delle alternative. Quindi come lo spieghiamo? Da una parte Ferrovie si trova obbligata ad adempiere quelle che sono le prescrizioni della normativa comunitaria nazionale, ma d'altro canto deve anche, e questo credo che sia di primaria importanza, rispettare quelli che sono i diritti dei cittadini e i diritti di proprietà e dell'ambiente nel quale essi vivono. Quindi in realtà Ferrovie stesse si è mossa chiedendo a fine dicembre un intervento da parte dei ministeri affinché emanassero dei provvedimenti per in qualche maniera salvaguardare anche l'impatto ambientale, perché il progetto che ad oggi è esistente è un progetto che è fortemente impattante sulla città di Chiavari e sui cittadini. Quindi per la verità è giustissimo quello che diceva il consigliere, ci sono soluzioni alternative e Ferrovie dello Stato deve assolutamente porle in essere prima di agire sul discorso barriere, deve assolutamente, ed è quello che viene prescritto dai decreti ministeriali, agire su quelle che sono le fonti del rumore. Quindi sulle rotaie, sulla manutenzione, sui convogli e solo in ultima analisi, qualora questi interventi non fossero risolutivi o sufficienti, allora si può pensare di adottare misure diverse che possano comunque incidere sulle proprietà dei cittadini. Perché non bisogna dimenticare, poi torniamo sul progetto, che il progetto è nazionale, riguarda anche zone d'Italia, non solo della Liguria, dove ci sono persone che invece queste barriere le vogliono per lenire il rumore in qualche modo. Sì, in realtà si crea una situazione paradossale, perché nelle situazioni ad alta densità abitativa come Chiavari, nelle quali le ferrovie in realtà, ed è una situazione che in realtà riguarda tutta la nostra riviera, da Levante a Ponente, per com'è la nostra regione, siamo stretti, no? Tra terra e mare, diciamo sempre, la ferrovia passa sulla costa, quindi attraversa numerosi centri abitati. In queste situazioni evidentemente la tutela antirumore deve essere più pressante, però sì, paradossalmente è in queste situazioni che vengono adottate o proposte le misure più impattanti sui cittadini e sulle città. E questo è un po' un effetto paradosso, mentre nelle zone a minore densità abitativa gli interventi risultano meno impattanti proprio perché c'è più distanza. Anche Telepagina nel suo piccolo questa sera prova a dare un segno così di coesione e di unità su questo tema, lo facciamo anche con il collegamento dal Consiglio Comunale, dove ci arrivano le immagini del nostro Francesco Pecunia e dove si sono radunate per l'occasione per seguire il Consiglio, e non solo, anche alcune persone residenti del Comitato e di Chiavari. Allora, linea ancora a te Andrea, che cosa ci puoi raccontare? Eccoci Maurizio, continua intanto il lavoro del Consiglio Comunale, siamo con il Comitato e con la signora Stefania, che è una delle espropriate, mi passi il termine signora, ovvero una persona che è interessata direttamente da questo intervento delle barriere. In un condominio di Corso De Michiel, verso la zona verso Lavagna. La prima domanda che mi viene da dire è, signora, come ne è venuta a conoscenza di questa cosa, come l'ha saputa? Intanto non ero io a essere un'esproprianda, ma era mio papà che possiede un piccolo appartamento con un posto auto lungo la ferrovia, e lui e molti altri, diciamo, condomini. È un condominio quindi? È un condominio, quindi tutti i condomini di quel palazzo lì si sarebbero visti espropriare circa 2 metri, quindi i vari posti macchina non sarebbero più stati utilizzabili, non solo, ma chi aveva dei box non avrebbe potuto avere più l'area di manovra di accesso ai box, e anche una barriera di più di 7 metri di fronte a degli appartamenti di primo e secondo piano avrebbe avuto un impatto effettivamente molto negativo, e anche il valore immobiliare di quello che si possedeva sarebbe stato certamente molto diminuito. Come ne è venuta a conoscenza? Chi gliel'ha detto? Allora, io ne sono venuta a conoscenza, è stata un po' una doccia fredda al ritorno dalle vacanze di Natale, nel senso che era stata pubblicata una lista sul Secolo di più di 200 persone a cui sarebbe stato espropriato qualcosa,
e io non avevo letto il secolo, anche perché era un periodo per me sul mio lavoro molto intenso prima di Natale, poi c'è stato il Natale, festeggiamenti, siamo partiti per la montagna. Quando sono tornata dalla montagna ho controllato sulla mia mail, mi sono trovata il mio amministratore che mi diceva di fare delle osservazioni alle ferrovie, che c'era tempo fino al 14 gennaio per fare delle osservazioni alle ferrovie riguardo appunto il danno che mi avrebbe creato la costruzione di queste barriere. Prima di allora nessun segno, nessuna avvisaglia, nessun sentito dire? No, io personalmente non avevo sentito dire nulla. Ecco, poi c'è stata anche, sempre concomitante con il discorso dell'amministratore, una vicina di casa mi ha telefonato, che anche lei aveva avuto questa comunicazione, anche perché nel palazzo di mio papà molte sono o persone anziane o persone che vivono in altre regioni, quindi è stato anche per quello più difficile alle volte anche mettersi in contatto anche per l'amministratore stesso. E allora mi sono attivata subito anche tramite un legale, e quindi ho presentato le osservazioni alle ferrovie come è stato chiesto. Poi è nata una specie, come dire, di tantam tra tutte le persone che erano espropriate e quindi sono state raccolte delle firme, e io naturalmente ho firmato come tante altre persone, e quindi adesso insomma sono... Sì, ma ovviamente il fatto che si sia d'accordo che queste barriere non vengono fatte, sono contenta per me e per tutte le altre persone che avrebbero avuto degli espropri e si sarebbero viste vanificare i sacrifici di una vita. Ecco, diciamo che questo è l'auspicio suo e di tutte quelle persone che si trovano in queste condizioni, ma anche raccogliamo anche il comitato, sta raccogliendo anche i normali cittadini che non sono direttamente interessati da quest'opera, ma vogliono esprimere la loro contrarietà. E dal Comune per il momento è tutto, linea allo studio. Sì, grazie Andrea, grazie per queste testimonianze. Qualora ne avrai altre, naturalmente non esitarci a dircelo. Prima di proseguire con gli ospiti in studio, mi collego in diretta con il sindaco di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, Stefania Signorini. Buonasera. Buonasera a voi. Grazie per la sua disponibilità questa sera. Lo ricordiamo, Falconara Marittima ha avuto come Chiavari l'incombenza di questo progetto di barriere antirumore, però ha vinto la sua battaglia sul finire dell'anno scorso. Ci può raccontare come sono stati, insomma, i primi momenti e come vi siete organizzati per portare avanti la vostra battaglia? Sì, la nostra è stata una battaglia lunga e complessa, in cui fin dall'inizio mi si diceva che questo colosso da sfidare RFI sarebbe stato effettivamente difficile da affrontare. Mi sentite? La sentiamo benissimo. Bene, e quindi nel 2018 è iniziata proprio da Falconara questa battaglia. Ho convocato un consiglio comunale aperto, coinvolgendo anche gli altri sindaci della costa che erano interessati da questa situazione che era passata un po' in sordina inizialmente, di cui non si era colto fino in fondo la gravità, perché una barriera di 8 metri che separa la città dal mare diventa veramente un muro. Quindi il muro è un'immagine che noi abbiamo adottato e che rende perfettamente l'impatto paesaggistico ma anche ambientale di questo tipo di intervento. Falconara è una città proiettata sul mare, attraversata sulla costa dalla ferrovia, e questa barriera sarebbe stata veramente devastante. Da qui l'inizio di questa battaglia. Quindi il Consiglio Comunale aperto, ma poi la mobilitazione dei cittadini che in qualche modo ho coinvolto, che si sono attivati, quindi una raccolta di ben 11.000 firme e poi anche una manifestazione di grande impatto emotivo, una sorta di catena umana che da Falconara è arrivata fino ad Ancona e che ha manifestato anche attraverso i media, quindi c'è stato anche chiaramente un effetto mediatico dirompente, quanto fosse forte la volontà di amministratori e cittadini di opporsi
a questo progetto che era veramente devastante per la nostra comunità. Ecco, le 11.000 firme sono state raccolte solo a Falconara o in tutto il circondario? Sono state raccolte solo a Falconara, una grande mobilitazione. Certo. Ecco, un'altra cosa le volevo chiedere, una domanda precisa, forse dal momento in cui lei ha saputo di questo progetto, adesso non so come siate stati avvisati, se con una mail, come nel caso di Chiavari, oppure con un altro contatto, da quel momento al Consiglio o comunque ad avvisare gli altri quanto ci avete messo, insomma, come vi siete mobilitati? Molto poco, perché ho capito da subito la gravità di una scelta che sembrava irrevocabile. Per cui diciamo c'erano pochi spiragli. Opporsi a RFI sembrava veramente una battaglia che avrebbe avuto un esito, insomma, negativo, proprio perché RFI si presentava come già pronta a realizzare questo intervento, e quindi ho capito che per essere efficaci in questa battaglia bisognava essere anche estremamente tempestivi, e ci siamo mossi subito. Ecco, che consiglio dare infine, così poi la lascio, ai chiavaresi che ci stanno seguendo quest'oggi, la stanno ascoltando? Allora, grande determinazione e un'estrema compattezza, con la consapevolezza che le barriere antirumore sono una soluzione che RFI non avrebbe dovuto adottare in maniera così uniforme su tutto il territorio italiano, che è estremamente variegato. Quindi è un intervento che può essere concepito in alcune situazioni, in alcune realtà, ma sicuramente non esteso anche a città come Falconara, che si affacciano proprio sulla costa, per cui la barriera antirumore rappresenta veramente un muro. Quindi, prima cosa, il progetto RFI avrebbe dovuto essere adattato alla morfologia del territorio italiano, che è estremamente variegato. L'altra considerazione è che ci sono anche altre modalità, come penso abbiate anche espresso voi, rispetto a interventi che attutiscano il rumore, che sono dal materiale delle rotaie a magari treni che sono di costruzione più recente e che attutiscono l'impatto e quindi il rumore. E terza considerazione è che per opporsi a questo progetto, che non è stato concepito secondo me in maniera adeguata, è importante essere determinati e compatti. Sindaco, grazie per la sua testimonianza e buon lavoro, buona serata. Grazie, buona serata anche a voi. Allora, è interessante ascoltare naturalmente questo esempio che arriva da Falconara Marittima, come ci ha spiegato, ha la ferrovia proprio davanti al mare, quasi come cavi di lavagna potremmo dire, dove sono gli stabilimenti balneari, la spiaggia, quindi è un caso diverso naturalmente da noi. A Chiavari la ferrovia passa proprio in mezzo alle case. È una cittadina, ho letto, poi spero di non sbagliare, che si aggira sui 33-34 mila abitanti, quindi all'incirca siamo come Chiavari, Rapallo, ecco, come dimensioni di città, ma hanno raccolto 11.000 firme, quindi forse c'è ancora un po' da fare. Non so come l'avete presa, ecco, questa testimonianza. Chiedo a Barbara prima. Io penso che sia fondamentale agire tutti uniti e con molta appunto determinazione. Poi noi continueremo con la nostra raccolta firme, il Comune attiverà, da quello che è stato detto in Consiglio Comunale oggi, almeno che ho capito io poi, una raccolta firme diciamo istituzionale, ben venga, più si è meglio è. Perché alla fine quello che conta per noi cittadini di Chiavari è il risultato, e questo voglio che sia chiaro a tutti, perché forse manca l'evento eclatante come è stato per Falconara, che l'ha raccontato, si sono presi tutti per mano e lungo la spiaggia hanno fatto una catena. Era estate però. Era estate. Noi oggi abbiamo beccato il primo giorno di neve, di freddo totale. Certo. No, per cui speriamo, ma speriamo di andare avanti, ma speriamo di arrivare a 5.000, 6.000, 7.000, per far capire che anche noi abbiamo questo problema, che veramente una barriera così fatta dividerebbe effettivamente Chiavari in due città, e
come la penso io, ma pensano tutti i cittadini, da quello che ho sentito dire, anche quando venivano a firmare, eccetera, creerebbe veramente, soprattutto da chi è lato non mare, da chi è dall'altra parte, non vederlo più il mare, non sentire più l'aria di mare, il vento, la luce, sono elementi fondamentali per la vita, la vita dei cittadini chiavaresi. Ecco, in Consiglio Comunale poco fa il sindaco ha risposto ad alcune critiche sul fatto se si fosse perso o meno tempo e ha dato delle date, insomma, in cui il Comune ha compiuto dei passi istituzionali. Ha spiegato che la prima mail è arrivata il 25 di luglio, quindi in un periodo estivo anche dove alcuni dirigenti probabilmente non c'erano, poi c'è stata la nomina del dirigente Parpaglione proprio con questo incarico, a metà agosto è stato chiesto l'incontro, il primo incontro è avvenuto con Ferrovie il 22 settembre, ha detto Messuti, a quel punto il primo atto formale è stato l'8 novembre, quando appunto è scattato il periodo di 15 giorni per le osservazioni e per le integrazioni. Poi da lì si arriva al 16 dicembre, quando poi sul giornale sono uscite, come si fa appunto abitualmente, gli avvisi per gli espropri. Ora io ho fatto una domanda precisa alla sindaca, proprio chiedendo lei in quanto tempo si era mossa e dice subito, ora vabbè, non l'abbiamo quantificato, però la soddisfa la risposta del sindaco, la soddisfa la risposta di Falconara? Chiedo a voi, Garibaldi. Sinceramente credo che un pochino di tempo si sia perso, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Io non so le motivazioni, magari eravamo sotto ferie, c'è stato il cambio di dirigente, queste cose sicuramente hanno influito, però è evidente che se a settembre si fossero messi a conoscenza i cittadini della situazione, perché i nominativi degli espropri erano già arrivati a luglio, quindi credo che sicuramente ci sarebbe potuti muovere tutti prima e forse saremmo già avanti e forse non saremmo qui stasera a discutere, lo avremmo fatto precedentemente senza creare grosse preoccupazioni a tutti. Credo poi che la politica ad alti livelli sia importantissima in questi casi. Abbiamo la fortuna di avere un viceministro ligure alle infrastrutture, quindi direttamente interessato a parlare e ai dirigenti chiaramente sotto il suo ministero, di conseguenza tutto questo credo che possa servire a portare a casa il risultato, perché è evidente che poi i dirigenti riferiscono al Ministero, certo. Quindi tutto questo è importantissimo. Poi che ne dica qualcuno che essere civici, questo lo voglio dire, serve, però se non si hanno contatti con la politica, in certi casi importanti come questi, c'è il rischio di non riuscire a portare a casa il risultato. Allora, Avvocato, lei ha visto probabilmente le carte, insomma il progetto, lo stavamo accennando prima, vorrei fare prima un passaggio su questo e chiedo alla regia di mostrare alcuni PDF che sono tratti dal lungo faldone, naturalmente dall'ampio faldone, fascicolo del progetto relativo alle barriere, per vedere proprio alcuni aspetti che sono quelli poi più impattanti, più preoccupanti. Ecco, anche voi nel leggere queste carte, che impressione avete avuto? Quali sono gli aspetti che mettono più in crisi il tessuto cittadino? Un brevissimo passo indietro. Le criticità riguardano anche dal punto di vista formale l'avviso dell'avvio del procedimento di espropriazione, perché a partire da lì diciamo che non si riesce neanche a comprendere quali siano poi di fatto i reali destinatari di questi eventuali provvedimenti di esproprio. Per quello che riguarda il progetto sono diverse le criticità che noi abbiamo sollevato. Si tratta di fatto di una vera e propria barriera lunga circa 3 km e alta in molti punti più di 7,5 metri. Questo significa... Si va dai 4 metri e qualcosa ai 7,61. Sì, questo significa che in molti casi i primi 2 piani delle abitazioni frontiste vengono coperte. Qui lo vediamo in una immagine. Qui lo vediamo in una delle tante sezioni che fanno parte delle relazioni di calcolo di questi file giganteschi, sono più di 160 che fanno parte del fascicolo e diciamo questo, l'impatto è terribile sul territorio, poi tra l'altro non si comprende come si sia fatto un progetto che riguarda tra l'altro anche 2 siti di interesse comunitario, perché c'è la Faggeta di Chiavari che è un SIC riconosciuto a livello europeo, quindi anche in questo caso difatti noi le nostre osservazioni come Onda Ligure non ci siamo limitati a inviarle a Italferr, ma le abbiamo inviate al Ministero dell'Ambiente, a quello ovviamente delle infrastrutture e dei trasporti, ma anche alla Sovrintendenza, alla ASL, alla Regione, alla Città Metropolitana. Questo perché tutte le istituzioni devono essere
coinvolte e valutare la bontà di questo o la non bontà di questo progetto. Certo. Poi, oltre che particolarmente impattante dal punto di vista del risultato, se noi andiamo a leggere anche le carte relative alla cantierizzazione, è un progetto che è infinito, perché sulla carta si parla di poco meno di 4 anni, 46 mesi. Poi sappiamo che quello che è sulla carta realmente si realizza. Certo. Ma poi per quello che riguarda le modalità di esecuzione del cantiere, oltre ai disagi dei proprietari frontisti, che probabilmente dovrebbero essere espropriati, dei proprietari le cui proprietà dovranno essere occupate per consentire la realizzazione dei cantieri, seppur temporaneamente, per quel che riguarda proprio la modalità di esecuzione dei lavori, trattandosi di lavori su rete ferroviaria, non si può interrompere il traffico ferroviario di giorno, quindi RFI chiedeva l'interruzione per almeno 4 notti, per una durata di 4 ore e 30 ciascuno, del traffico ferroviario per poter agire sui binari. Questo cosa significa? Che probabilmente gli abitanti di Chiavari non avrebbero sentito il treno merci, ma avrebbero sentito i macchinari delle ferrovie che posizionavano, scavavano, perché il discorso è che è stato previsto anche un sistema di micropali. L'abbiamo visto prima nell'immagine della sezione. Sono un ingegnere, quindi ovviamente me ne guardo bene da interpretare, però è un cantiere che devono battere, comunque, quindi c'è un piano vibrazionale ecco, lo vediamo, ringrazio la regia, lo mostra, sì, c'è tutta questa parte, questa sezione che si vede nel sottosuolo, quindi immaginiamo cosa c'è nel sottosuolo. Sì, poi peraltro con tutte le criticità del nostro sottosuolo, perché ora, di nuovo, non è competenza mia, però si tratta di un terreno essenzialmente sabbioso, argilloso, poi si va a toccare di nuovo la foce dell'Entella con tutte le problematiche legate al dissesto idrogeologico, insomma, non è esattamente quello che ci si auspica per la nostra riviera. Ecco. Certo. Ecco, allora dovremmo collegarci tra poco con il Comune di Chiavari, dove è terminato il Consiglio Comunale proprio in questi istanti. Ecco, vedo pronto Andrea, allora ripasso la linea al municipio, a te Andrea. Eccoci Maurizio, siamo ancora dal Consiglio Comunale, si sono conclusi i lavori, si sono affrontate anche altre interpellanze e ordini del giorno, ma poi i lavori sono stati dichiarati e conclusi. Quelli che vedete con me sono i consiglieri di minoranza che fanno parte, che siedono proprio all'interno del Consiglio. Giovanni Giardini, Alessandro Calcagno, Antonio Bertani, Mirko Bettoli, Nicola Orecchia e Silvia Garibaldi, le forze politiche magari poi le diciamo singolarmente. Si chiedeva unità al Consiglio Comunale, un'unità che c'era all'interno della commissione che si è svolta nel corso del pomeriggio. In Consiglio non sono andate proprio così le cose, c'è stato un po' di attriti all'interno di discussione. Chi è che mi vuole raccontare un po' quello che è successo? Andiamo nel mezzo, Nicola. Allora, diciamo che l'approccio che abbiamo avuto come consiglieri di minoranza è stato quello costruttivo, nel senso che chiaramente eravamo fermamente contrari, siamo fermamente contrari a quello che è il progetto proposto da RFI, perché è troppo impattante dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista ambientale e quindi assolutamente da contrastare. Contemporaneamente però ciascun consigliere ha proposto un emendamento all'ordine del giorno proposto dalla maggioranza nell'ottica di rendere un'azione amministrativa più completa e più integrata. Nello specifico, insieme al consigliere Giardini abbiamo chiesto in pratica che oltre a fermare la contrarietà a questo progetto, il Comune si facesse parte diligente di proporre anche delle soluzioni alternative, perché comunque il problema acustico in alcuni punti della ferrovia nel Comune di Chiavari continua a sussistere. Penso alla zona dello Scalo, dove Trenitalia di notte compie delle lavorazioni molto rumorose per quanto riguarda i residenti, e quindi riteniamo che su questo comunque una soluzione debba essere intrapresa. Non sarà attraverso l'installazione delle barriere fonoassorbenti, ma sicuramente una soluzione deve essere adottata, e crediamo quindi che questa fosse la sede in cui impegnare l'amministrazione ad attivarsi. Così come un altro punto potrebbe essere il ponte ferroviario sull'Entella, particolarmente rumoroso, anche quello fonte quindi di grande disagio per i cittadini, sui quali è necessario chiamare
a trovare una soluzione RFI. Diciamo che la problematica è stata posta, è stato bocciato l'emendamento, ma comunque la problematica resta, è stato messo all'attenzione. Un altro ordine del giorno l'ha proposto Silvia Garibaldi, in questo caso è stato l'emendamento, in questo caso è stato approvato, cosa conteneva? Ma l'emendamento era semplicemente di coinvolgere, visto che ci è stato chiesto alla minoranza compattezza, di coinvolgere la minoranza nel futuro di questi provvedimenti, sia sulle strategie che sui risultati. Però il primo atto in cui la minoranza doveva essere coinvolta era questa sera, ci è stato impedito di fare la discussione evidentemente perché dava fastidio alla maggioranza far sapere che il 25 luglio erano noti il progetto e i nomi degli eventuali espropriati. Nulla è stato fatto dall'amministrazione di Ufficiale. L'8 novembre è stata convocata la conferenza dei servizi in maniera sincrona e l'unico atto che ha fatto il Comune è chiedere un riferimento normativo. Quindi nessuna presa di posizione realmente forte e che facesse muovere subito e ponesse subito l'attenzione. L'amministrazione ha parlato solo il 17 di dicembre, quando è apparso l'articolo sul secolo con i nomi dei possibili espropriati. Ha fatto un consiglio comunale urgente su un ordine del giorno che a questo punto, votato come votato, impegna il sindaco a fare il suo mestiere. Cosa che non ha fatto finora perché secondo noi ha dormito. Ecco, poi chiederemo conto anche al sindaco proprio dei tempi. Sembra anche però che un consiglio comunale fatto così, con un atto che non esce un atto di efficacia, in realtà il problema è un problema e siamo tutti fermamente contrari a queste barriere fonoassorbenti, sarà risolto dai politici nazionali perché proprio RFI ha fatto capire nelle sue carte che è in mezzo alle cause per il rumore e le cause per le barriere. Manca un passaggio normativo europeo e nazionale che permetta a RFI di fare le soluzioni alternative e loro ne sarebbero ben contenti, quindi la soluzione sarà a livello nazionale, non ci sono eroi che escono da questo Consiglio comunale perché l'atto che viene fatto non ha alcun senso e temo che tutto questo cancan mediatico sia fatto per coprire un altro grande problema, il depuratore in Colmata, altrettanto impattante. Ecco, vedremo di parlarne anche in una... Maurizio, segnati come argomento possibile di una prossima puntata. Direttamente su. Un altro emendamento è stato quello di coinvolgere i comitati. Mirko Bettoli, l'avete proposto voi, cosa conteneva? Si chiedeva di dare risalto all'attività che era stata svolta in questi giorni dal Comitato contro appunto le barriere fonoassorbenti, visto che oggi si decideva di raccogliere delle firme in comune, abbiamo detto che era sicuramente un aspetto importante, ma che pari dignità andava data a chi si era attivato già dai primi giorni di gennaio per raccogliere queste firme. E anche questo nostro emendamento non ha trovato accoglimento. Anche qui è sorta la domanda, facevamo prima, se chi ha già firmato in uno può firmare anche nell'altro, vedremo anche di risolvere, comunque dare chiarezza su questo in qualche modo e chiederemo anche in merito a questo. La minoranza l'abbiamo sentita, non so Giardini anche come... Semplicemente per aggiungere una cosa, che quello che ci ha risposto il sindaco in sede di commissione, proprio per giustificare anche il ritardo di comunicazione ai vari frontisti che erano soggetti ad esproprio, ma io non posso muovermi se non ho un atto ufficiale da parte di chi in qualche modo fa questa azione. Bene, questo atto ufficiale qui lui l'ha avuto quando c'è stata la convocazione da parte di RFI, della conferenza dei servizi, quindi già a metà novembre sapeva che venivano fatti gli espropri, tant'è vero che anche la Regione in un documento diceva guarda che verranno fatti gli espropri, ed è questo che noi abbiamo praticamente sollevato, il ritardo della comunicazione. E chiederemo conto al sindaco, adesso è finito il Consiglio, avremo anche lui come ospite nel corso di questa diretta. Per il momento ringraziamo i consiglieri di minoranza. Maurizio, la linea torna allo studio. Grazie Andrea, a tra poco. Allora avete sentito, ecco Avvocato, si parlava proprio di questa situazione di ferrovie in una situazione un po' difficile, da una parte le cause per il rumore come dicevamo prima, dall'altra appunto le cause per le barriere. Si aspetta un intervento da parte della Comunità Europea, dell'Unione Europea, ma c'è fiducia che i tempi possano essere brevi in questo senso? Ma diciamo che una direttiva europea c'è già, quello che forse manca è un intervento a livello ministeriale, quello che dicevamo prima, Ferrovie a fine dicembre ha chiesto in questo senso un intervento urgente
perché, ora non voglio fare avvocato di RFI, però di fatto si trova un pochettino in una situazione di mezzo. Quello che ritengo però in assoluto non possa essere è che questa situazione vada a scapito dei cittadini. Il silenzio normativo non può essere una causa giustificatrice per deprezzare le proprietà individuali e per abbrutire e creare scempi nelle città. Anche perché comunque la questione, il progetto rimane, cioè adesso c'è questa sospensione, però di fatto... Ma adesso io ho una deformazione professionale, si parla di questa sospensione. Ad oggi non mi risulta ci sia un documento che lo provi, in realtà quello che si auspica è che ci sia un rigetto e la nuova proposizione di un progetto. Ad oggi quello che esiste è un avvio di un procedimento di esproprio, una richiesta di conferenza di servizi. Certo. Ecco. In questo caso vedremo come andranno i prossimi incontri romani, consigliere. Ci vedremo il 31 proprio perché gli amministratori di Ferrovie dello Stato ci hanno chiesto un incontro con l'amministrazione, a me e al vice ministro Rixi, proprio perché hanno bisogno di avere poi dall'amministrazione un no ufficiale che a oggi non hanno ancora avuto e per poter procedere e trovare una soluzione alternativa. Quindi fino a oggi in realtà l'amministrazione ha dato delle risposte ma non ha mai detto un no definitivo e quindi loro in questo momento non possono da soli sospendere questo progetto, assolutamente. Quindi gli step possono essere... Credo che si va in questa direzione, mi pare chiaro a questo punto. Gli step sono il Consiglio Comunale di stasera che un primo no in qualche modo l'ha dato, poi ci sarà l'incontro del 31, ci sarà un altro Consiglio Comunale da quello che abbiamo capito a febbraio per dare una valutazione anche tecnica che dovrebbe essere appunto, meno di sorprese, un no dal punto di vista dell'amministrazione, da lì si andrà in conferenza di servizi, ma la conferenza di servizi quanto effettivamente questi pareri poi contano dal punto di vista del comune, degli enti coinvolti? Contano perché anche la Regione Liguria si è già espressa, di cui faccio parte, ha detto che sarà fermamente contraria e quindi in conferenza di servizi darà il suo voto negativo su questa opera, perché chiaramente l'ho detto prima, non riguarda solo Chiavari ma riguarda l'intera Regione Liguria, tantissimi comuni, quindi avendo un no della Regione, un no del comune, i cittadini che hanno fatto la loro parte e la faranno ancora attraverso i ricorsi, credo che le associazioni che gli stanno dando una mano, quindi in questo percorso credo che avendo sentito, avendo ascoltato quello che hanno detto i dirigenti, credo che davvero questa soluzione si trova. Io sono abbastanza positivo in questo momento avendoli ascoltati. Citato la Regione, stiamo per andare in comune, ma prima sentiamo l'assessore Giampedrone, perché lo abbiamo intervistato su questa questione perché ne hanno parlato anche in Consiglio regionale proprio in questi giorni. Allora brevemente questo servizio e poi ci ritroviamo. Quando un territorio esprime una contrarietà così forte non si può non tenerne conto. Giacomo Giampedrone, assessore ligure alle infrastrutture, è intervenuto così in Consiglio regionale sulle barriere ferroviarie. Ci sono criticità tecniche, ha detto, parlando del progetto, da esprimere a prescindere. Gli uffici di difesa suolo per quanto riguarda invece le matrici ambientali più legate alle mie competenze dirette sulle criticità idrauliche avevano già di fatto interloquito con RFI manifestando alcune criticità. La conferenza di servizi sarà il momento in cui gli enti coinvolti potranno esprimere il proprio parere sull'opera. Per Giampedrone non mancherà da parte della Regione una valutazione negativa. Io mi auguro ancora che invece RFI stessa, quindi lo Stato, il Governo, il Ministero delle Infrastrutture voglia prendere atto di questa contrarietà e provare invece a trovare una nuova formulazione progettuale che cerchi di contemperare e l'esigenza di avere le barriere fonoassorbenti da chi lo aspetta da troppo tempo, insieme ovviamente a un progetto che sia mediamente condiviso con la popolazione e con tutte le istituzioni. Il piano, approvato da Rete Ferroviaria Italiana nel 2004, riguarda l'intero territorio nazionale e in Liguria, oltre a Chiavari, città come Genova, Savona, Spezia e Recco. Un'eventuale opera alternativa, ricorda quindi l'assessore, dovrà tenere conto anche di chi le paratie le vuole da tempo per alleviare il forte rumore in alcune zone critiche, facendo però le dovute eccezioni. E credo e spero che si voglia fare presto per cercare di trovare una progettualità che possa essere condivisa dal territorio e quindi che possa portare comunque alla realizzazione di un'infrastruttura che cerchi di tenere conto dell'esigenza di tanti cittadini che aspettano di vedere lenito quel disagio che è il rumore abitando nei pressi di una ferrovia. Bene, rieccoci sempre in diretta e siamo pronti a dare la parola al sindaco di Chiavari, Federico Messuti, che vedo al fianco del nostro Andrea. Allora a te Andrea.
Sì, eccoci, il Comune adesso si è fatto silenzioso, prima era tanta gente, tante persone, hanno seguito i lavori del Consiglio, abbiamo visto anche tanti rappresentanti del Comitato, quella alle mie spalle vedete la maggioranza, abbiamo il Sindaco Federico Messuti che ringraziamo per l'ospitalità di averci accolto comunque anche negli spazi del Comune, un luogo pubblico dove si è dibattuto oggi di un tema che coinvolge tutta la città, si è cercato di fare fronte comune, forse questo non è stato realizzato appieno come si sperava, però il risultato è stato ottenuto, una contrarietà nei confronti di quest'opera. Beh sì, certo, in questo caso il Consiglio Comunale è il luogo pubblico per eccellenza, ma tornando al discorso di oggi del mio incontro con le ferrovie a Luna, io ne sono uscito veramente fiducioso e ottimista della possibilità di bloccare questo scellerato progetto. Ecco, per chi non avesse seguito, c'è stato un incontro con i rappresentanti delle reti ferroviarie italiane che hanno dibattuto sul progetto in comune e c'è stato proprio un confronto aperto. Ecco, com'è andata? Sì, sono venuti direttamente a Torino degli alti dirigenti, abbiamo parlato del progetto, della nostra contrarietà, sono rimasti anche sorpresi dalla sollevazione popolare e da tutte le varie vicende che hanno connesso, quindi dalla raccolta delle firme all'osservazione del Comune, alla contrarietà del Comune. Contrariamente a quanto sostenuto la minoranza, noi è da mesi che studiamo le migliaia di pagine e ci siamo adoperati in tutte le sedi amministrative e politiche. Devo osservare che a fronte della domanda iniziale di quello che è stata la richiesta di unità, con mestizia devo osservare che poi quando è stato il momento di votare l'impegno della Giunta e di me, del Sindaco, a fare tutto quanto possibile per contrastare questo progetto, è rimasta in aula solo la maggioranza e la minoranza era assente. Questa è una cosa che mi lascia veramente mesto. Ecco, diciamo che è stato un elemento di contestazione, sono stati i tempi, le tempistiche, il fatto di essere venuti a sapere prima o dopo di aver comunicato le cose. Su questo magari forse si voleva lavorare anche in silenzio per ottenere risultati, non so, questa è un'ipotesi che faccio io. Su questo che cosa avete risposto? Beh, abbiamo più volte detto, perché dal punto di vista meramente demagogico hanno ripetuto che noi avremmo dilatato i tempi, non saremmo stati svegli su questa grave incombente minaccia per quello che era la città di Chiavari, perché 7 metri per tutta la città sarebbe stata un'opera estremamente impattante. Abbiamo semplicemente risposto che la forma giuridica iniziata, ossia l'inizio della conferenza dei servizi, conferenza che non è ancora finita, tra le altre cose, quindi non c'è di fatto un progetto definitivo fin tanto quanto non c'è una chiusura della conferenza dei servizi, è iniziata solo l'8 novembre. Noi abbiamo anche prima, ma da quella data, effettuato tutte quelle che erano le nostre osservazioni nei 15 giorni e ci hanno risposto solo il 7 dicembre, a fronte di osservazioni mandate il 23 novembre. Ovviamente c'era l'Immacolata e poi la settimana dopo è venuto fuori quel famoso articolo sul Secolo dove parlava dell'esproprio. Ma abbiamo detto in tutti i modi successivamente che era necessario essere uniti, che era necessario fare le osservazioni dal punto di vista dei frontisti e di raccogliere le firme. Chiavari è stata unita, ha sorpreso i vertici di RFI, i quali a mio avviso si sono resi conto di tutta la sollevazione popolare e quindi hanno fatto marcia indietro e quindi faremo un nuovo consiglio proprio i primi giorni del mese di febbraio per manifestare dal punto di vista tecnico la nostra contrarietà. Sarà inviata a questa conferenza dei servizi di RFI, il quale dovrebbe a quel punto di vista congelare, bloccare un progetto che, se andiamo a vedere, si trascina dal 2000, perché il primo decreto ministeriale era del 2000. La conferenza dei servizi resta, diciamo, il traguardo a cui l'obiettivo, la data a cui guardare. Prima ci sarà un incontro anche a Roma il 31 con il vice ministro Rixi alle infrastrutture, in questo caso già nei giorni scorsi la cosa è stata messa alla sua attenzione, Gianpedrone stesso ha detto la contrarietà della regione. Questo sarà un momento anche importante di confronto per ribadire la posizione di Chiavari. Assolutamente, noi abbiamo, come ho detto, ci siamo mossi sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista giuridico che dal punto di vista politico. Ovviamente un vice ministro non dà un appuntamento da un giorno all'altro, quindi abbiamo dovuto concordare quello che era una data. Noi andremo giù a Roma il 31 gennaio a parlare col vice ministro, l'onorevole Rixi, di vari punti estremamente importanti, opere per circa 100 milioni di euro. Il primo punto sarà ribadire la nostra contrarietà a questo progetto di barriere fonoassorbenti. Ultima domanda, poi lasciamo andare, devo ancora mangiare, quindi le ringraziamo anche per l'attesa e la disponibilità. Questa raccolta firme, non si è deciso di dare seguito a quella già in corso per il Comitato, di proporne un'altra.
perché questa decisione e dove sarà possibile firmare, comunque quale sarà il punto di riferimento per i cittadini. Ma come ho detto in Consiglio e prima in Commissione, non è che una cosa esclude l'altra. Io andrò da Rixi con tutte le firme, le quali avranno pari dignità. Semplicemente abbiamo deciso di dare un'impronta più istituzionale e quindi non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista amministrativo, e quindi di raccogliere le firme direttamente nell'atrio del nostro Comune. Quindi il Comune sarà aperto, chi vorrà potrà venire da domani, ecco come sarà le modalità. Sì, da domani ci saranno dei messi i quali gestiranno questa raccolta firme, chi vorrà, e io invito la cittadinanza e non solo, chiunque sia contrario a questo, e lo ripeto per l'ennesima volta, anche se mi dicono che sono ridondante, forse sarà l'età, scellerato progetto per andare a dimostrare la propria contrarietà, dopodiché raccoglierò le firme, tutte le firme, e andrò da Rixi in buona sostanza. Bene, grazie Sindaco, grazie a tutti i consiglieri di maggioranza. Non so se ci sono domande da studio. Maurizio, aspettiamo il ritardo della risposta, e se no la linea può tornare a te. No, ti chiederei solo se ci sono ancora delle persone, dei cittadini, altrimenti volevo chiedere proprio alla signora Barbara, perché lei è interessata dal progetto in quanto un'abitazione affacciata, insomma, sulla ferrovia. Ora abbiamo parlato dei tempi, il sindaco ora ha spiegato di questa situazione, però voi di fatto vi siete trovati, non dico oggi al domani, ma quasi, a scoprire questo progetto e ad avere soprattutto una scadenza impellente, quindi forse averlo saputo prima vi avrebbe aiutati perlomeno a non correre in questi ultimi giorni. Abbiamo dovuto correre, c'erano di mezzo le vacanze di Natale, come ha spiegato prima anche la signora che era in comune, e molti erano anche via per questioni parentali, alcuni erano malati con l'influenza, insomma abbiamo dovuto tutti correre e rispondere con le osservazioni entro il 14 di gennaio, che sono stati fatti da Onda Ligure con tutta una serie di firmatari, tra cui la sottoscritta, però poi molti di noi individualmente, a livello singolo o tramite legali o con condomini che si sono affidati a dei legali, fortunatamente sembra che molte osservazioni siano state fatte, e questo penso che sia importante, perché noi all'attuale abbiamo avuto un pubblico proclamo con nomi, cognomi, codice fiscale di parecchi cittadini, 16 pagine di cittadini, e noi il silenzio ha senso, io sono pragmatica, verba volant scripta manent, per cui sono abituata se qualcuno mi scrive e non sono d'accordo a rispondere, e nel nostro gruppo anche tra amici, tra persone che ci telefonavamo, tra avvocati, insomma, e anche lo stesso sindaco che avevo incontrato con alcuni altri cittadini del comitato, insomma, il consiglio era di mandare più osservazioni possibili entro la data, certo, che poi l'avvocato spiegherà cosa è successo poi, che c'è stato anche il colpo di Ci arriviamo. Solo da cittadina, ecco, da chiavarese, lo dico anche al consigliere, che comunque prima di consigliere è chiavarese, quindi vive la problematica, così proviamo a lasciare Andrea e soprattutto il sindaco, che vedo ancora collegati. Avete una domanda, ce lo chiedevano, da rivolgere appunto al sindaco, da chiavarese, visto che si stanno facendo questi passi? Che cosa vorrei? Andare a Roma, essere battaglieri, perché noi lo siamo e lo saremo. Non vogliamo assolutamente queste barriere come cittadini di Chiavari, e dunque assolutamente uniti a Roma da Rixi, tutti insieme per bloccare sicuramente l'opera, ma anche poi per agire successivamente, però sarà sicuramente un passaggio che bisognerà fare, quello di comunque proporre delle alternative, perché l'alternativa andrà proposta comunque. Ecco Andrea, se vuoi chiedere al sindaco, il consiglio comunale dei primi di febbraio quale particolarità avrà, perché dovrebbe essere appunto una questione molto più tecnica in questo senso. Risponde direttamente. Sì, abbiamo concordato oggi con i vertici di Ferrovie che qualora ci fosse una deliberazione del Consiglio Comunale in senso tecnico negativa e contraria all'opera, loro andrebbero a bloccare, congelare, bloccare, insomma posticipare a tempo indefinito questo scellerato progetto. Quindi il Consiglio di febbraio sarà un'analisi tecnica, quindi non un impegno come questa sera al sindaco, alla giunta, di effettuare tutto quello che è in loro potere per bloccare, ma se un'analisi tecnica, ovviamente saranno presenti anche i nostri dirigenti dei rispettivi settori, un'analisi tecnica per poter
dare un parere che, anticipo già come maggioranza, sarà contraria a questo progetto dal punto di vista appunto tecnico. Io confido che sarà presente la minoranza in aula quella sera lì. Grazie Sindaco, grazie consigliere. Per il momento è tutto dal Comune di Chiavari. Grazie Andrea. Allora, torniamo in studio, siamo quasi in conclusione, mancano pochi minuti. Avvocato, allora raccontiamo appunto quali sono stati gli aspetti più difficili di questa pratica che avete seguito come associazione, che ci stava anticipando la signora Barbara. Sicuramente uno degli aspetti più problematici di questa situazione, ma di tutte quelle che riguardano opere di questo tipo, è la tempestività della comunicazione ai cittadini. In questo caso c'è stata la pubblicazione il 16 di dicembre, come diceva prima la signora, con termine per proporre osservazioni fino al 14 gennaio. Ovviamente periodo natalizio, poi Chiavari è sicuramente terra di cittadini residenti, ma anche terra di tante seconde case, quindi tante persone probabilmente ancora oggi che magari risiedono fuori non sono a conoscenza del fatto di essere possibili destinatari di un provvedimento di esproprio. In particolare quindi la tempistica è estremamente veloce, la mole di documenti da guardare assai vasta, e poi dulcis in fundo la PEC di Italfer che il giorno della scadenza era disattivata, per cui siamo corsi in posta per 2 volte a spedire, come si faceva una volta, una vecchia raccomandata con ricevuta di ritorno per non incorrere nella decadenza dei termini, insomma. Però quindi c'è una possibilità che ci sia una percentuale anche minima però di persone che probabilmente non risiedono qui? Io temo che non sia minima. Temo che non sia minima percentuale. Io penso che ci siano, è quello che dicevo prima, tante persone che non sono a conoscenza di essere destinatari di questo tipo di provvedimenti. Sia residenti a Chiavari, sia soprattutto secondo. Ecco, che cosa rischiano? Perché se non andassero in porto alcuni ricorsi o così via, in quel caso l'esproprio diventa effettivo? Allora, diciamo che o vince la class action, cioè non so, il lavoro dietro. Il discorso è che dipende dall'esito della conferenza dei servizi, se viene riconosciuta la pubblica utilità e quindi si dà corso al progetto e agli espropri, il destino è comune in ogni caso. Il fatto è che in ogni caso hanno perso la possibilità di svolgere le proprie osservazioni, e questo è il mio modo di vedere una cosa molto grave, perché non c'è stata alcuna forma di contraddittorio con loro. Beh, certo. No, questo fa riflettere un po' anche su come... Fa riflettere anche sulle modalità, perché quando si arriva a sapere è solitamente tardi per i cittadini. Ecco, ma come residente, appunto dicevamo, affacciata sul binario, io posso pensare, non so, magari la barriera può favorire, cioè dire sì, voglio la barriera perché così mi toglie finalmente il rumore, però al prezzo di avere questa barriera. Non so, lei cosa ne pensa? È il famoso paradosso di cui parlava l'avvocato prima. Effettivamente l'idea di far vivere meglio i cittadini con meno rumore ferroviario è un'idea buona. Il problema rimane sempre il come, perché comunque questo è un progetto, mi permetta, vecchissimo. Tutto ciò che circola ormai su rotaia è completamente cambiato rispetto a 20 anni fa, i treni sono più leggeri, si sono dovuti adeguare a delle direttive europee che riguardano ciò che viaggia su ferrovie, per cui quello che era il rumore di 20 anni fa non è quello di adesso, prima di tutto. Rimane il problema dei merci e poi ormai ci sono addirittura degli studi fatti dall'Unione Europea stessa, io ne ho scaricati alcuni, dalla Direzione Generale delle Politiche Interne e Politiche Strutturali e di Coesione, che parlano assolutamente che le tecniche migliori sono quelle alla fonte, di cui tutti abbiamo parlato, oggi sono state citate anche nelle commissioni del Consiglio Comunale. Per cui usare degli strumenti così invasivi su un progetto vecchio, su appunto un sistema di viaggiare delle ferrovie che è ancora in movimento, cioè i treni che ci saranno tra 10 anni non sono quelli che ci sono adesso, per cui noi andiamo ad applicare un modello matematico, ingegneristico vecchio su una tecnologia che va avanti. Assolutamente, e poi per Chiavari assolutamente. Poi per lei il disagio più grosso da dove arriva? Cioè per esempio il rumore più forte sono i treni
Sicuramente sono i merci, quelli più vecchi. I merci vecchi, cioè abbiamo le carrette su ruota, come esistono le carrette del mare ci sono le carrette su ruota, ma ci sono proprio delle direttive europee su queste cose, andrebbero semplicemente applicate, secondo me. Ecco, Chiavari ha il grosso problema, consigliere, di avere proprio la rete ferroviaria che passa nel mezzo delle case, ed è stato un problema da sempre, possiamo dire, anche quando si parla di problematiche meno gravi, a volte relative al commercio, lo diciamo, la ferrovia spezza la città in due, no? Il lungomare. Un progetto alternativo non esiste? Cioè... Allora, un progetto alternativo è il sogno di tutti, che è quello di interrare o di portare a monte la ferrovia. È una cosa che... tantissimi ne hanno parlato in passato e è un sogno che tutti abbiamo a Chiavari e non solo a Chiavari. No? È difficile dire oggi se è fattibile o no. Quello che io proverò a fare sicuramente è di proporlo al Ministro e al Vice Ministro, dire cominciamo a lavorare. È chiaro che non è una cosa che si potrà ottenere in tempi brevi, però se non si parte non si arriva mai. Quindi io direi che quantomeno un inizio di iniziare a pensare in grande, sognare un attimino e provare quantomeno bisogna farlo. Quindi è una cosa che sicuramente io farò, non mi aspetto di avere immediatamente un riscontro, però credo che se lì ci vuole chiaramente non solo Chiavari, ci vuole l'unione di comuni che vadano in questa direzione, questo tengo a precisarlo, credo che ci sarà, però bisogna fare degli incontri, perché è chiaro che se Chiavari spinge da sola non riusciamo certamente a fare nulla, mentre se c'è Lavagna, se c'è Sestri, se c'è Zoagli, si può cominciare a ragionare e far valutare a Ferrovie eventualmente un tracciato diverso oppure un intervento che chiaramente sarebbe il massimo per le nostre città. Comunque in questo caso già Lavagna, anche Sesti Levante in queste settimane hanno un po' drizzato le antenne sul progetto, hanno espresso comunque la loro contrarietà, anche se per il momento insomma è bloccata. Abbiamo anche il mare che ogni tanto a cavi di Lavagna colpisce la ferrovia, quindi Ferrovie stesse devono fare degli investimenti, li hanno fatti in passato, quindi magari anche a loro viene bene fare un progetto alternativo, iniziare a ragionare, e poi a volte ci sono delle possibilità, come in questo momento ci sono i fondi del PNRR per fare determinate cose, magari esce un altro momento buono economicamente dove Ferrovie può investire e se c'è un progetto portato avanti magari portarlo a termine. Bene, allora prima di chiudere ripasso la linea così per un saluto finale ad Andrea Capitani, che è sempre collegato dal Comune dove ci ha parlato, ci ha portato testimonianze ed interviste. Allora a te Andrea. Eccoci Maurizio, chiudiamo questo collegamento dall'atrio del Comune, siamo scesi di un piano, siamo all'ingresso e ci troviamo proprio dalla scrivania dove da domani anche il Comune di Chiavari inizierà questa raccolta firme. Sono già stati preparati i moduli per raccogliere appunto nome, cognome, documento e firma, e chi lo vorrà, i cittadini che lo vorranno potranno anche contribuire a esprimere la loro contrarietà a questo progetto con questa raccolta firma. Una raccolta firma che però diciamo, ha già prodotto i suoi risultati, quella portata avanti dal Comitato No Barriere. Chiudiamo con Davide Grillo, ringraziandolo anche lui per la disponibilità di questa sera. E qua dalle 4 ha seguito tutti i lavori delle commissioni, del Consiglio e quant'altro, un lavoro del Comitato che continua. Anche in questo caso la raccolta firme, la vostra, continuerà. Sì, tanto queste sono tutte le firme che abbiamo raccolto, sono più di 2000. La raccolta continuerà da Tecnociclo, che è un negozio di biciclette in Vientella. Tutti i giorni si potranno apporre le firme sui nostri moduli. Chiaramente siamo qua anche perché c'è quella del Comune, l'unione fa la forza, quindi chi non ha firmato la nostra petizione perché non è riuscito potrà firmare quella del Comune. È chiaro che dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, l'obiettivo è comune per tutti, quindi benvenga tutte le forze in campo. E l'attenzione resterà alta a questi prossimi appuntamenti, abbiamo sentito il 31, poi il Consiglio Comunale prossimo, ci sarete sempre e garantirete anche la comunicazione, che comunque è il vostro anche un lavoro di far sapere le cose. Assolutamente, noi il Comitato è nato per informare i cittadini, quindi continueremo a seguire da vicino i lavori, parleremo con tutte le forze politiche, perché poi alla fine c'è anche la parte politica da considerare, e quindi cercheremo di fare il nostro lavoro da Comitato. Bene, grazie Davide Grillo. Dal Comune di Chiavari per questa sera è tutto, la linea torna allo studio.
Grazie Andrea, un saluto a te, grazie del lavoro, alla nostra troupe esterna. Con Andrea Capitani c'erano Francesco Pecuni e anche Roberto Costa. Allora, prima di chiudere, solo una battuta molto veloce, avvocato, sulla vostra associazione. Come dicevamo all'inizio, è nata solo nel 2022, ma segue un filone ben preciso. È nata formalmente nel 2022, in realtà i colleghi che costituiscono il comitato giuridico sono da anni impegnati in diverse battaglie sul territorio. Sentivo parlare prima di depurazione, una di queste, adesso sulle barriere fonoassorbenti, insomma tutto quello che è consumo ambiente nell'ambito del territorio ligure. La sede a Sestri Levante, quindi capirete che l'affezione al territorio è tanta. Grazie Alessia Gazzo, avvocato, Associazione Onda Ligure, per essere stata con noi questa sera, e saluto anche Sandro Garibaldi, consigliere regionale della Lega. Grazie a voi. Se posso essere utile per il territorio ci sarò sempre. Grazie. E poi Barbara Possagnolo del comitato, che abbiamo sentito ampiamente questa sera, e abbiamo detto anche cittadina chiavarese con un problema insomma importante proprio davanti a casa, quindi era giusto affrontare questo argomento. Da domani cercheremo anche di capire appunto come avverrà la questione della raccolta firme, vista la doppia presenza, appunto le 2000 e oltre già raccolte e quella invece che verrà avviata dal comune, che quindi è l'aspetto per non creare confusione, perché come dicevamo in questo momento occorre appunto unità e andare tutti in una stessa direzione. Grazie per averci seguito per questo approfondimento, noi ci ritroviamo come sempre giovedì prossimo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.